Amici bellini, qualcosa si muove. Lo sapete che io non faccio video di mercato perché sono tutte chiacchiere e distintivo, molto spesso anche senza il distintivo, ma qualcosa si muove, quindi noi ne parliamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici cari, perdonate il ritardo, adesso che sto registrando voi vi state già svegliando, ma ho fatto veramente musica per tutta la giornata, roba di 24 ore su 24, sto scrivendo il pezzo definitivo, quindi voi nei commenti dovete scrivere vai fluido, perché sono Valerio per voi, sono Valerio fluido, ma quando faccio musica sono specialmente fluido. Benvenuto Marco Silvestro, iscrivetevi al canale, lasciatemi 600 like, così un numero a caso perché è importante. Allora, quello che io quando ho cercato ho pensato che video gli porto domani, perché la notizia secondo me importante di ieri è Çalhanoğlu, è Çalhanoğlu, il turco che praticamente cambia maglia, resta a Milano ma passa dal Milan all'Inter. Ora questo ci porta a delle riflessioni, ma dici ma l'Inter non stava in difficoltà economiche? Sì, però evidentemente dovevano premunirsi per sostituire Eriksen, perché ovviamente la situazione lì è delicata e non si sa in effetti quale sarà la fine calcistica del danese. Noi gli facciamo un in bocca al lupo, ovviamente speriamo che possa ritornare sui campi, ma ovviamente dobbiamo fare i conti con la salute, che è la cosa più importante. Questo cosa ci porta a capire? Che comunque l'Inter dovrà cedere qualcosa, fanno un'operazione a costo zero, quindi possono investire tutto sull'ingaggio, è un ingaggio anche pesante, però a catena dovranno muoversi delle cose, perché il Milan dovrà assolutamente reagire al fatto che abbia perso Donnarumma, hanno preso il portiere francese, vabbè, ma qualche cosa si dovrà muovere. Quando si parlava di Zaccagni al Napoli c'è sempre stata quest'idea Milan che seguiva con attenzione l'operazione, quindi può essere pure che faranno un'offerta per Zaccagni anche per sostituire Çalhanoğlu, questo non lo so. Però a ruota, capisci? A ruota tutta una serie di cose si muoveranno e noi dobbiamo stare attenti specialmente ad una cosa, e qui vi chiedo anche nei commenti se per voi, se avete paura di questa cosa, cioè, avevate paura, i pagliacci avevano paura, se è vero come è vero che il Real Madrid perde Sergio Ramos e si parla, qualcuno ha parlato anche della suggestione Roma, Mourinho eccetera eccetera, ma si parlava anche di Manchester United, però forse perdono pure Varane, perché il Paris Saint-Germain, altro che fair play finanziario, stanno facendo offerte una continuazione a chiunque, e quindi lì se si perdono due pedine così, e Ancelotti secondo voi a chi bussa? Secondo voi, certo avrà l'esperienza della Premier League fresca, quindi magari potrà indicare dei profili inglesi che sono adatti, però il pericolo Koulibaly secondo me c'è, e voi nei commenti mi dovete dire: preferireste sacrificare Koulibaly e avere dei soldi freschi, liquidi, i famosi liquidi, per poi fare un pochino di mercato e smuovere qualcosa, oppure preferireste tenerlo fino alla fine perché comunque sostituire Koulibaly è un macello? Veramente lascio a voi il commento di sorta, perché veramente non saprei cosa dirvi. Nel frattempo però ci sono, come vi ho sempre detto, delle caselle che il Napoli deve occupare a prescindere dal mercato in uscita, nel senso che ho capito, se esce Fabian si compra un centrocampista, se esce Koulibaly si compra un difensore, si deve comprare comunque un difensore, ma il terzino sinistro è la cosa più importante per questo Napoli, che da anni non riesce a coprire quella fascia. Dopo l'infortunio di Ghoulam non si è capito più niente, e quindi, non potendo noi puntare su Ghoulam, signori, bisogna fare un attacco, ecco, al mercato, me ne sono cavata in calcio d'angolo, per quanto riguarda il terzino sinistro. Nuno Tavares, se voi andate a vedere gli highlights, è un profilo secondo me convincente, ed è un profilo Napoli
Napoli, nel senso che rispetto ad Emerson Palmieri, che ha già l'età di un giocatore avanzato, non vecchio ma sicuramente già affermato, e quindi chiede un ingaggio che chiede, e Tavares probabilmente tu puoi fare un'operazione alla Fabian, nel senso che individui un giocatore interessante di prospettiva e gli dai un ingaggio medio di 1,5, 2, non lo so, così lui lo accetta e si viene a fare la sua esperienza in Italia, cresce tatticamente, perché in Italia crescono tatticamente, e poi dopo magari se lo va a pigliare il Real Madrid o il Paris Saint-Germain più in là. Ma va bene, va bene, se noi riusciamo ad appararci questa cosa per almeno un 2-3 anni su quella fascia, io accetterei questa operazione. È ovvio, pare che insomma comunque il Napoli tiene un occhio su Emerson Palmieri, ma Spalletti pare abbia detto mi dovete dare un terzino, perché io ve l'avevo detto che su Mario Rui non ci può puntare, lo conosce già dentro e fuori, quindi non ci può puntare assolutamente. Se 12 milioni è l'offerta del Napoli, bravo Benfica, bravi tutti, portiamocelo. Ricordiamo che questo è la riserva, era la riserva, poi ha preso piede quest'anno, di Grimaldo, un nome che il Napoli faceva sempre e non pigliava mai. Signori, se Nuno Tavares è l'idea, ben venga, e io lo accetto proprio veramente di buon grado. Poi dopo ci lavoriamo, la fase difensiva, lo so, sono tutte cose importanti, però almeno si vede che ha la tecnica, si vede che ha gamba, il famoso giocatore di gamba, la gamba piena, e tutte questa serie di frasi fatte che vi ritroverete nella canzone che sto scrivendo, perché sono emozionatissimo, veramente. Voi non lo sapete, il processo di creazione di una cosa nuova è un momento emozionante per chi fa musica, e stai sempre là, dici ma che è brutto, questa cosa qua non mi piace, non funziona, e poi ma non sono ridicolo, fa tutto parte del percorso. Ma io sono contentissimo, perché quando uno è ispirato, allora lì ti senti artista veramente. Che ne pensate voi di Nuno Tavares? A margine di questa operazione del terzino, dobbiamo tenere d'occhio le altre operazioni, dove pare che la Juventus voglia prendersi Petagna, dove è stato messo un prezzo a Belotti e il Milan sembra interessato, quindi vedi il Milan che deve reagire, deve comprare qualcosa. Molto si muoverà a catena, appena uno fa un'offerta un pochino così, si muove un giocatore che muove almeno una ventina di milioni, ecco che qualche cosa si muoverà, perché nel frattempo il mercato sembra immobile, sembra tutto fermo, ma noi dobbiamo fare i conti con un periodo che per qualcuno significa che non puoi spendere soldi e devi per forza abbassare gli ingaggi e devi fare conto con un fatturato che non sale. Altri invece non si pongono veramente il problema, perché possono ripianare i debiti con nuovi investimenti, fanno una ricapitalizzazione. Noi no, noi teniamo la nostra azienduccia familiare, e quindi quello che entra, quello puoi spendere, non è che puoi spendere più di questo, anche perché questa gestione negli anni, bisogna dirlo, almeno ci ha garantito di non stare in difficoltà in un momento come questo, dove praticamente si è dovuto fermare tutto, dove gli introiti sono diminuiti invece che aumentati, e dove se ti manca la Champions per un paio d'anni, ecco che ti trovi in difficoltà. Il Napoli deve assolutamente mettersi in grado di lottare per la quarta posizione, poi se viene qualcosa di più ben venga, se viene qualcosa di meno non ci dobbiamo avvilire. Qualcuno continua a parlare di Napoli-Verona, lo capisco, ma noi non possiamo fare così, noi dobbiamo guardare avanti. Io sono eccitato, I'm excited, Spalletti, voglio veramente, non vedo l'ora che si parli, continua questa sorta di silenzio continuato, purtroppo questo è il problema, problemi per noi youtuber, problemi per i giornalisti, quelli bravi che comunque non sanno di che cosa parlare. Il mercato comincia a smuoversi, ma sicuramente le operazioni più importanti probabilmente avverranno dopo la fine degli europei e anche della Coppa America, perché Vargas continua a segnare, risponde a Messi, risponde sono quei giocatori che tu potevi tenerti a Vargas. Ci vogliamo lamentare anche di questo? Direi di no. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Secondo me lascia il tempo che trova la speranza di fare un mercato incredibile, però quelle piccole punte lì, quelle piccole cose importanti, secondo voi riusciremo a farle quest'anno, o anche quest'anno ci diranno ma quello recupera Gulam, state tranquilli, va benissimo Luperto, un as può fare il vice Insigne, e a centrocampo
ci mettiamo Palmiero. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè? mi ricordo come mi chiamo.